Una scuola diventata smart per necessità. A Vo, Lozzo Testino e Cinteoganeo, 600 studenti divisi in 9 plessi e 33 classi, la didattica online è partita subito. Il comune di Vo, isolato per emergenze sanitarie, ha imposto un'accelerazione dei tempi e la scuola funziona. Dopo iniziali difficoltà adesso il 66% delle famiglie, parola di questionario, si dice soddisfatta delle lezioni ed ecco un possibile perché. Oggi meno dell'11% delle lezioni sono di tipo frontale, il resto sono collaborative e partecipate. Ad esempio ieri i bambini di terza primaria con Google Street View hanno fatto un'attività immersiva nel Palazzo della Ragione, quindi hanno costruito una loro città virtuale, Padova virtuale, quindi capisce che è un modo di fare lezione molto diverso. Hashtag esclusione zero. Questo è lo slogan lanciato dalla scuola perché i 600 studenti, grandi e piccoli, fossero tutti connessi. Stiamo cercando di riportare la classe dentro al computer, cioè di andare noi a casa loro, a casa di questi bambini e di portare la scuola. Intanto si pensa al futuro, da settembre probabilmente. La didattica a distanza però non è la scuola nella sua funzione educativa è altro, è relazione, è apprendimento che si costruisce con uno sguardo che non può essere mediato dallo schermo. Noi abbiamo immaginato un rientro su metà orario, cosa vuol dire? Noi diciamo invece di fare lezione 8 ore al giorno, una delle nostre proposte possibili è dividiamo tutto in metà, quindi rientro solo al mattino e dalle 2 alle 4 stiamo chiedendo ai nostri comuni, al territorio, alle associazioni, ad altri genitori di utilizzare le buone pratiche che abbiamo tipo l'Alto Tesino, le tax mutter. Perché ha necessità di tempo pieno, l'idea di usare buone pratiche, una collaborazione coordinata con altre famiglie, il comune, le parrocchie, le associazioni del territorio. Per questo però c'è bisogno di autonomia perché ogni istituto comprensivo è una realtà diversa. Lasciateci lavorare in autonomia significa che nel momento in cui loro ci diranno dal punto di vista della sicurezza, io parlo da dirigente scolastico, a quel punto devo garantire il distanziamento, devo dare 3 metri quadri devo chiaramente aggiornare il documento di valutazione dei rischi, cioè mi metto in ordine, però a quel punto certi aspetti io non posso non risolverli nell'unicità dei singoli istituti e dei singoli plessi.